Bentrovati al nostro consueto approfondimento. Quest'oggi temi della salute, parliamo di vita sana e prevenzione in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio la dottoressa Isabella Lante, responsabile dell'area ambulatoriale e dei servizi sanitari per esterni di ORAS. Buongiorno e bentrovata nei nostri studi. E do il benvenuto anche al dottor Quirino Messina, medico internista e coordinatore dei check-up di ORAS. Grazie di essere tornato a trovarci, dottore. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Allora parliamo di check-up, i check-up di ORAS, che è l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, un'eccellenza sicuramente nel panorama internazionale per quel che riguarda la riabilitazione, ma anche per i servizi che offre. Lei, dottor Messina, ha visto nascere e crescere questo ospedale che si è, diciamo così, evoluto nel corso degli anni, ha festeggiato proprio lo scorso anno i suoi primi 20 anni e ha saputo adattarsi a quelle che sono le esigenze dei cittadini e dei pazienti. Ha detto bene. Io sono in ORAS da 21 anni, da quando la struttura è stata inaugurata, e il primo check-up che abbiamo fatto risale al 2005. Sono passati 20 anni, di strada se n'è fatta tanta e posso dire che ormai il check-up ORAS ha raggiunto dei livelli molto più alti numericamente come rispetto a quelli di prima, ecco. Certo, poi faremo anche un excursus su questo, proprio per far capire anche quanto è aumentata la sensibilità appunto per quel che riguarda i temi della prevenzione, della salute, insomma, del vivere una vita sana. Sì. Beh, al giorno d'oggi la prevenzione è d'obbligo e rispetto a 40 anni fa si sta molto più attenti alla politica di prevenzione e questo ce lo dimostra anche, diciamo, il check-up che nel corso degli anni è diventato sicuramente un punto fermo nella nostra struttura ospedaliera. Certo. Dottoressa Lante, lei non da 20 anni ma insomma da un po' meno, da qualche mese è arrivata nella grande famiglia di ORAS, dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, una realtà molto importante nel territorio. Abbiamo scoperto insomma anche nel corso di questi approfondimenti che abbiamo fatto insieme nel corso degli anni che insomma è proprio un punto di riferimento, vengono pazienti non soltanto dal Veneto ma anche da fuori regione, da tutta Italia, proprio per le competenze e l'eccellenza che l'ospedale sa esprimere. Sì, diciamo appunto è ospedale, per cui diciamo che il cuore sono i reparti di riabilitazione che insomma sono quello che rappresenta l'ospedale. Certo è che intorno sta crescendo un poliambulatorio con offerte di vario genere per la popolazione che sia contribuisce alla buona realizzazione delle performance del ricovero, perché chiaramente molte consulenze possono essere fatte nei poliambulatori per i reparti, ma anche a dare sostegno, diciamo così, a quelle che sono le necessità della nostra azienda sanitaria locale, la ULSS 2, per cui noi svolgiamo un ampio numero di prestazioni, circa 300.000 prestazioni l'anno convenzionate, quindi appunto con l'azienda, e in più diamo anche un'offerta di circa 20 specialistiche a livello ambulatoriale. Quando il dottor Messina descriveva c'erano 5 ambulatori, ad oggi proponiamo 20 specialità, per cui insomma direi che in questi anni è stato un percorso nettamente in salita. L'evoluzione insomma è notevole, poi andremo nel dettaglio, ma insomma uso di tecnologie avanzate, apparecchiatura mediche di alta specializzazione, di ultima generazione, insomma non soltanto nel tema della riabilitazione per il quale sicuramente l'ospedale è conosciuto, ma anche nell'offrire percorsi e servizi per i pazienti. Tra questi, dottor Messina, proprio i check-up. Lei da 20 anni, come abbiamo accennato poco fa, è impegnato proprio nella realizzazione dei check-up. Lei è stato un pioniere in ORAS, ma insomma mi viene da dire un po' in tutta la provincia di Treviso. Perché insomma, vi è venuta questa idea di proporre i check-up 20 anni fa? Il check-up è nato appunto con ORAS appunto per la politica di prevenzione, per cui abbiamo istituito allora diversi tipi di check-up, di cui poi magari parleremo.
anche perché in questo modo abbiamo potuto, come dire, allargare i nostri obiettivi e fare in modo che la gente ci potesse conoscere, a parte la parte riabilitativa che poi diciamo che è il nostro target, però noi non facciamo soltanto riabilitazione, facciamo anche, come ha ben detto la dottoressa, anche altre attività ambulatoriali. Ecco. Ma insomma è stato lei a pensare a questa formula sì, per prenderci cura ancora di più della nostra salute, no? Sì, questo sì, è stata una mia idea con l'allora direttore sanitario. Siccome eravamo una struttura giovane, volevamo fare qualcosa di diverso e abbiamo pensato a questo tipo di check-up che già a Milano era molto di moda. Io credo che nel Veneto siamo stati forse tra i primi, nella provincia di Treviso sicuro, ma anche nel Veneto tra i primi a fare questo check-up. E quindi insomma siete stati un po' i pionieri. Se ripensa a quando siete partiti 20 anni fa, nel 2004-2005 con i primi check-up, quanti se ne facevano allora e quanti se ne fanno adesso? Guardi, orientativamente nel 2005 vado a spanne, credo che fossero 25 all'anno. Adesso, cioè le dico gli ultimi 2 anni, nel 2023 abbiamo fatto circa 110 check-up, nel 2024 166 check-up e nel 2025 ad oggi già siamo a 110 check-up, quindi veda lei come sono diversi i numeri e come sono aumentati. Per fortuna. Certo, ecco. Come si spiega questo aumento secondo lei? C'è più sensibilità? Sicuramente, come dicevamo prima, c'è una maggiore coscienza di prevenzione e poi però tutto il resto l'ha fatto anche l'organizzazione di Motta sia a livello diciamo, parte medica e parte amministrativa, quindi in questo abbiamo potuto fare, diciamo, creare delle nuove strade per poter favorire l'accesso a noi con il check-up, ecco. Certo, invece dottoressa Lante le chiedo, insomma l'offerta di Oras Plus è molto ampia, è molto ricca, ci dà anche in questo caso una dimensione di quante prestazioni sono state erogate. Certamente. E qual è la previsione di crescita? Anche? Certamente, allora forse è bene anche chiarire un pochino come si scorpora l'attività e l'offerta che Oras propone nell'ambito di quelle che sono le prestazioni non in regime di convenzione con il sistema sanitario. Diciamo che esiste il mondo Oras Plus, all'interno del quale vengono offerte al cittadino sia prestazioni in libera professione nominale, quindi il cittadino può scegliere il professionista. Normalmente nelle patologie croniche il paziente ha bisogno di avere un riferimento che può essere anche per tutta la vita del singolo professionista, ma c'è anche questa, diciamo, nuova possibilità di scegliere la prestazione, ovviamente con tempi di erogazione inferiori rispetto a quelli sottoposti a lista d'attesa del Sistema Sanitario Nazionale. All'interno di questa, chiamiamo libera professione di struttura, non nominale, quindi il cittadino, l'utente può scegliere la prestazione della quale ha bisogno senza identificare uno specifico specialista, quindi poter entrare a essere soddisfatto dalla prestazione di uno specialista che fa parte comunque del pool di Oras, che è un pool rappresentativo di 150 circa specialisti medici, tutti di altissimo livello e molto fidelizzati ad Oras, quindi non c'è quel mordi e fuggi che insomma l'utente, il paziente al giorno d'oggi teme. Ecco, abbiamo specialisti che sono, oltre a quelli che fanno libera professione nominale, che sono anche molti sono storici ormai. Certo. Ecco, le prestazioni, insomma, siamo passati da una chiusura del 2024 per quanto riguarda la libera professione nominale di circa 4.000 prestazioni e prevediamo nel 2025 di chiudere con 4.500 circa, ecco, poi sono previsioni, però insomma crediamo che le raggiungeremo. Per quanto riguarda invece la libera professione di struttura, siamo passati, che ha avuto un'origine molto più recente, siamo partiti con chiusura del 24
l'altro sulle 9.000 prestazioni prevediamo di arrivare a 16.000 e oltre. Per cui insomma diciamo che c'è un ottimo sviluppo. Mi piace ricordare, io dico ci sono 150 specialisti medici, ma non ci sono solo i medici che stanno rendendo possibile questa attività, c'è tutto il comparto delle professioni sanitarie. Quindi insomma sono molte, sono infermieri, OS, tecnici di radiologia, fisioterapisti, non dimentichiamoci anche della parte di segreteria amministrativa che è per noi anche questa un fiore. Certo, ecco. un team insomma completo, uno staff davvero completo. Insomma, con Horas Plus includiamo tutta l'offerta di prestazione molto ricca di Horas, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Ed è semplicissimo accedervi, perché se guardiamo direttamente nel sito www.ospedalemotta.it c'è proprio questa sezione Horas Plus, e se clicchiamo all'interno possiamo vedere come si aprono tutti i servizi sanitari che sono a disposizione. Come abbiamo detto, le visite e gli esami in libera professione, i check-up che tra poco approfondiremo, i percorsi sanitari personalizzati e poi tutto il tema della medicina dello sport, perché insomma anche qui poi faremo un grande approfondimento. Se entriamo nei check-up, in questa sezione, dottor Messina, possiamo già vedere insomma il tema di cui parliamo quest'oggi, quindi prevenzione di eccellenza. Abbiamo check-up standard, avanzati, check-up completi e check-up dedicati alle donne e agli uomini. Ci fa un po' una panoramica di questo, dottore? Sicuro. Allora, io parlo dei check-up più importanti. I check-up più importanti sono il check-up medico completo, il quale praticamente si basa su una visita cardiologica con prova da sforzo ed ecocardiogramma, poi la radiografia del torace, l'ecografia del collo, dell'addome completo, la parte angiologica con l'ecocolor Doppler e l'ecocolor Doppler degli arti inferiori, e poi si conclude con la visita internistica, cioè con il sottoscritto che farà poi una relazione conclusiva per il paziente. Premesso che appena il paziente arriva farà anche gli esami del sangue e viene accolto da una hostess che poi, questa è una cosa molto importante, guiderà il paziente lungo tutto il percorso. Questo è il check-up medico completo. Poi quello cardiologico è un check-up un po' ridotto, con meno esami del sangue e meno prestazioni, e così lo stesso quello pneumologico è al pari di quello cardiologico, diciamo, per cui io consiglio la prima volta di fare un check-up medico completo, e infatti i numeri che io le ho dato riguardano il check-up medico completo. Rispetto al check-up medico completo, il cardiologico diciamo, è un 10% di quello dei check-up completi, il pneumologico ancora di meno, per cui alla fine quello che conta, quello che è, diciamo, più importante è senza dubbio il check-up medico completo. Che cosa racchiude? Che garantisce appunto al paziente una visione totale, cioè si va dagli esami del sangue a tutti questi esami, visite che ho appena accennato, quindi, e che poi alla fine si avrà anche una relazione conclusiva per il paziente e per il medico curante, qualora il paziente volesse anche coinvolgerlo, e per cui ritorno a dire, quindi esami del sangue, visita cardiologica, ecocardiogramma, test da sforzo, radiografia del torace, ecografia del collo, ecografia dell'addome completo, e la parte vascolare che consiste nell'ecocolor Doppler dei vasi del collo carotidi e vertebrali ed ecocolor Doppler dei vasi arteriosi inferiori. E alla fine c'è la conclusione con la visita internistica e la relazione conclusiva che faccio io. Con qualche differenza, io immagino, allora, tra ecco, uomo e donna? Questa sì è una domanda assolutamente importante. Noi facciamo dei check-up, come dire, personalizzati, quasi sartoriali, ecco, per dirla, per cui spesso prima di fare il check-up il paziente ha un colloquio telefonico
con me, oppure anche se vuole viene da me e così parliamo e capiamo quale cosa è meglio fare per il paziente. Ecco, questo è fondamentale per evitare magari esami che già sono stati fatti oppure per approfondire, diciamo, argomenti che magari che non sono nella check-up di base. Ecco. Certamente, e oltre agli esami di laboratorio poi insomma vediamo anche per la donna ci sarà una prestazione, una visita ginecologica, certo, poi, mentre ecco, sì. per l'uomo per esempio una cosa visita urologica. che non avevo detto, dopo i 50 anni noi per l'uomo diciamo, chiediamo anche una visita urologica e per la donna anche la visita ginecologica, che può essere fatta prima però nella donna la visita ginecologica se ci sono altri problemi, certo. Nel programma appunto di screening. Così anche nella donna è importante la mammografia che noi facciamo e l'ecografia mammaria, sono fondamentali anche queste. Ecco, questi check-up completi in particolare sono fondamentali per intercettare magari anche in anticipo la spia di qualche problematica. Sì, questo sicuramente, ecco, è fondamentale il check-up appunto perché, come dire, si inquadra, come abbiamo già detto, nella politica di prevenzione. E al giorno d'oggi cosa ci offre il check-up rispetto a degli esami normali? Intanto è fondamentale perché in 5 ore riesci a far tutto. E così puoi avere una visione d'insieme che spesso se ti affidi ai vari specialisti non hai, perché qui ci sono i vari specialisti, però poi alla fine c'è un coordinamento di un internista che poi può indirizzare il paziente in una direzione o in un'altra. Certo, ecco. Che in questo caso è lei, dottor Messina, questo è il suo, insomma, il suo compito. Cerco di farlo nel migliore dei modi. Non abbiamo dubbi. Sì. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, Paola Padova. Buongiorno Paola, prego ci dica. Sì, grazie, volevo fare un paio di domande ai suoi ospiti. Allora, presumo che sia a pagamento questo check-up completo, giusto? Sì, stiamo parlando appunto di servizi e di percorsi, ecco, diciamo così, che sono svolti all'interno dell'ospedale ma con un percorso... Ecco, se più o meno si potessero dare anche più o meno la spesa sarebbe anche utile. Appunto, la prima domanda. Prego. La seconda domanda. Nell'equipe non ho sentito nominare un neurologo perché per esempio se uno sta male, anche problemi di stabilità, non ho sentito che c'è nella vostra equipe un neurologo. Terza domanda, ma comunque mi scuso ma sarò brevissima. Prego. Se uno avesse già fatto questi esami che ha nominato il dottore, a parte uno recentemente, li prendete in considerazione o comunque bisogna fare tutto di nuovo? Grazie Paola, adesso vediamo di risponderle insomma un po' uno alla volta, cominciando dal neurologo perché mi sembra certo, il neurologo è presente anche perché insomma siamo un ospedale riabilitativo per cui la figura del neurologo comunque in struttura è assolutamente presente. È tra quelle fondamentali. Sì, questo appunto giustamente la signora ha chiesto, però è chiaro che tutte queste visite specialistiche sono in più, quindi fa parte del colloquio che io faccio prima, in modo da poter avere un'idea chiara di quello che il paziente mi chiede, di quello di cui il paziente ha bisogno. Quindi se ci sono problemi neurologici noi facciamo, se ci sono problemi di tipo otoiatrici abbiamo l'otorino, se ci sono problemi oculistici abbiamo l'oculista, però deve essere una richiesta del paziente e dopodiché noi inseriamo le varie visite specialistiche nel check-up. Inoltre la signora chiedeva se io ho già fatto, non lo so, gli esami del sangue un anno fa, devo rifarli o posso... Sì, allora questo è un altro punto per cui spesso i colloqui diciamo informativi fatti prima del check-up sono importantissimi. E allora solitamente o si inviano gli esami oppure se il paziente vuole venire parlerà direttamente con me e in base
agli esami io deciderò se ripeterli oppure se quelli che ci sono buoni. Solitamente se è già passato un anno io preferisco ripeterli, ecco, questo in linea di massima. Questo considerando anche l'età, eventuali altre patologie, quindi considerando insomma un po' il paziente. Perché l'età di per sé è un fattore di rischio. Per cui non possiamo farci niente. E siccome quello non lo possiamo combattere, purtroppo. No. Quindi, siccome vedo che... Però possiamo prevenire. Certo. Sì, possiamo prevenire, è vero. Vedo però anche che questo tipo di check-up sta, come dire, coinvolgendo anche persone, diciamo, diversamente giovani, chiamiamoli così. Per cui abbiamo tanti pazienti oltre i 70 anni e anche di 80 anni che vengono a fare il check-up anche, diciamo... E questo è un ottimo segnale, perché significa insomma che il tema della prevenzione è ben recepito. La signora chiedeva i costi, sono tantissimi, io credo, perché ogni check-up ha il suo, però insomma stanno scorrendo i numeri di telefono e i riferimenti per poter chiedere informazioni, quindi signora Paola, se è ancora in ascolto, insomma la invitiamo a chiamare per avere qualche informazione in più, proprio perché sono moltissimi i check-up e con insomma costi diversi, ecco. Tutto questo è Horace Plus, insomma questa piattaforma insomma, che ha moltissimi vantaggi, qualità, competenza, velocità anche, e, insomma senza dimenticare uno staff di un'equipe di medici davvero molto qualificato, come abbiamo detto, e quindi insomma la possibilità di poter scegliere l'esame da fare, in alcuni casi anche il medico, è sicuramente fondamentale. Assolutamente, ma diciamo che la filosofia rimane comunque sempre quella di mettere il paziente al centro, cioè il paziente sceglie, ha la possibilità di scegliere. E mi è piaciuto molto l'etichetta che ha dato del check-up il dottore, che è sartoriale, ed è proprio vero, noi cerchiamo di prendere il paziente e attorno a lui poter costruire quello di cui ha bisogno, mettendolo a proprio agio in un ambiente dove normalmente le persone non entrano a cuor leggero, ecco. Per cui facciamo anche, si parla molto di sanità partecipata da parte del cittadino, ed è, direi, la nostra modalità di lavoro, perché cerchiamo di intercettare i maggiori bisogni e di accogliere il paziente con l'obiettivo della presa in carico vera e propria, cioè il paziente entra e viene anche proprio così formalmente accolto nella hall da personale che aiuta nell'espletamento delle pratiche, per esempio burocratiche, può essere il pagamento, l'accettazione, eccetera, per essere poi accompagnato all'interno dei percorsi sempre dalle famose hostess, oppure anche insomma dal personale non medico presente, per cui insomma quest'ottica di centralità del paziente e di prevenzione si sposano molto bene nell'attenzione verso il paziente. Certo. Esami e visite in libera professione che hanno molteplici vantaggi, uno su tutti ovviamente la velocità e la rapidità, la tempestività e i tempi brevi, ma anche un prezzo che sia calmierato, no? Ecco, sì, abbiamo questa differente offerta che è la libera professione nominale, per cui il professionista determina la tariffa che ritiene opportuna, viene valutato ovviamente dalle direzioni, e la Horace Plus nell'accezione di libera professione di struttura, ovvero nelle prestazioni offerte si cerca di attribuire una tariffa che non sia di molto superiore a quella del ticket che normalmente la popolazione, salvo gli esenti, paga. Per cui insomma la tariffa è calmierata ed è decisamente più aggredibile e abbordabile da parte del cittadino. È chiaro che questo tipo di attività contribuisce indirettamente anche a smaltire le liste d'attesa del sistema sanitario nazionale. Dopo è chiaro che sono prestazioni a pagamento, perché non sarebbe possibile altrimenti. Comunque di sicuro partecipiamo anche a questa importante attività che al giorno d'oggi sappiamo, i problemi delle liste d'attesa non sono ultime. È un tema molto caldo. Sì. Dottor Messina, mi piace ricordare e ribadire il concetto che appunto questi check-up di cui lei ci ha parlato hanno la possibilità di essere estremamente personalizzati. Se io volessi inserire una visita oculistica, insomma faccio un esempio che calza nella mia persona, per esempio, potrei farlo. Si può fare, si può fare, come ho detto prima, e poi per esempio ecco nelle donne in menopausa spesso noi
riceviamo delle richieste per una visita per l'osteoporosi, allora anche quella è disponibile, oppure anche abbiamo bisogno, c'è una richiesta di visita endocrinologica, abbiamo anche l'endocrinologo, quindi abbiamo tutti gli specialisti, per cui è chiaro che previo colloquio si può anche, come dire, programmare un certo tipo di check-up, come ho detto e ripeto, sartoriale, diverso a secondo le esigenze del paziente. Ecco. Ed è questa un po', secondo me, la caratteristica principale, il valore aggiunto del servizio che viene offerto da Horas. Sì. Certo. Sì. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, poi torniamo ancora insieme in diretta. Rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, torniamo a parlare di percorsi di prevenzione, tutti i servizi dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. In particolare stiamo parlando dei percorsi di check-up ed è facilissimo accedere. Ve lo rimostro ancora una volta, si parte dal sito www.ospedalemotta.it, si entra in Horas Plus e qui si hanno tutte le varie possibilità come le visite e gli esami libera professione, check-up, la medicina dello sport e quant'altro. Si entra in check-up e qua si ha la possibilità di scegliere e di capire anche in che cosa consistono, dai check-up donna ai check-up uomo, quelli più cardiologici, quelli per la vita sana con tutte le diverse specialità e i check-up completi che sono sicuramente quelli che il dottor Messina consiglia, no? Proprio per la praticità e la possibilità di controllare tutto in un'unica mattinata, diciamo così. Sì, sicuramente sì, soprattutto il primo check-up io lo consiglio di questo tipo, quindi un check-up medico completo. Poi nel corso degli anni si potrà scegliere e fare un check-up più mirato magari. C'è anche da dire che per esempio in un 5-10% di casi di questi pazienti noi troviamo delle nuove diagnosi. Ecco, per cui è importante, appunto, ritorniamo alla prevenzione, poi spesso si può fare una diagnosi precoce e quindi poi avviare il paziente lungo il percorso specialistico. Ecco perché è così importante intercettare. E questo è fondamentale. Le spie di magari un approfondimento che potrebbe non dare luogo a preoccupazioni, ma che è sempre bene fare. E si parte proprio dalla presa in carico, no, del paziente. È fondamentale l'accoglienza, il modo in cui inizia la visita. Chiaramente si entra in un ospedale, un luogo che tutti noi non abbiamo piacere di frequentare, diciamo così. Io direi di sì. Infatti noi prendiamo in carico il paziente in senso olistico, quindi dall'accoglienza che viene fatta in maniera mirabile dalle nostre hostess e poi via via i vari tipi di percorso con i medici specialisti e gli esami specialisti da fare. E questo è una cosa molto importante che sicuramente il paziente nota. E per tale motivo noi adesso stiamo incrementando, anche perché poi c'è il passaparola, e vedo che tutti i pazienti che sono venuti a Motta si sono trovati molto bene. Ecco. Lei fa un sondaggio un po' con i suoi pazienti? Ecco, è una cosa fondamentale. Io alla fine del check-up, essendo il coordinatore, chiedo se ci sono stati problemi lungo il percorso o con medici, oppure con tecnici, oppure con personale di segreteria, in modo tale da poter migliorare, come dire, la performance del nostro operato. Certo, ecco. E migliorarsi, accettare anche quelle che possono essere un po' i consigli che arrivano dai pazienti. Ecco, lo scopo è proprio quello di valorizzare l'esperienza dei pazienti. Non vengono in ospedale solamente per un atto medico, per una visita, ma per prendersi davvero cura a 360 gradi della propria salute, dottoressa. Esattamente, noi non miriamo nei check-up a trovare la patologia, miriamo anzi a non trovarla e a dare dei consigli per cui il paziente possa poi eventualmente presentarsi al successivo check-up in buona salute. Ecco. È chiaro che per chi in realtà ha delle esigenze già chiarite di patologia, abbiamo anche dei percorsi personalizzati, abbiamo il percorso fisioterapico, il percorso pneumologico, il
percorso psicologico, che sono comunque dei percorsi definiti sul singolo paziente, che però abbia già delle problematiche, ecco, sempre nell'ottica del paziente al centro. È fondamentale e poi mi piace sempre ricordare, perché lo ricordo insomma dalle precedenti puntate che abbiamo fatto con voi, la formazione del personale, certo, che viene costantemente formato proprio per essere insomma al passo con quello che può essere l'utilizzo delle tecnologie, ma non solo, no? Abbiamo del personale anche molto giovane, devo dire, per cui facciamo anche poca fatica a formarlo. E, insomma, è stata di recente inserita nelle attrezzature una risonanza a 1,5 Tesla, per cui dove si fanno risonanze di livello importante, compresa la risonanza cardiaca, e il personale è stato appositamente formato, i tecnici, i ragazzi sono stati formati all'utilizzo di questa macchina, che sicuramente è un upgrade importante nella professionalità, ma non solo loro, ecco, mi viene in mente il personale infermieristico OSS, del quale io sono responsabile nei poliambulatori. Ogni volta che c'è l'inserimento di una specialistica c'è una sorta di formazione di nuove competenze, di attribuzione di nuove competenze che sicuramente servono a valorizzare la professionalità. Certo, e mi piace, come l'abbiamo ricordato anche prima, anche sempre sottolineare che parliamo di medici, ma parliamo di svariate professioni sanitarie, sì, e insomma sono fondamentali per insomma il funzionamento, il buon funzionamento dell'ospedale, imprescindibili, assolutamente, considerando anche il personale di back office, perché si pensa sempre che una prestazione o mettere insieme delle prestazioni possa essere semplice, in realtà c'è un lavoro di combinazione di incastri che non è da poco, e quindi anche il personale di segreteria, di back office è sicuramente da ringraziare e da valorizzare. Ecco. Dottor Messina, allora torniamo a riapprofondire i check-up, perché posto il fatto che la prevenzione e il prendersi cura di noi stessi non deve iniziare da un'età che viene consigliata, ma insomma c'è un po', possiamo tracciare un'età dalla quale è importante poi iniziare a fare percorsi di questo tipo? Sicuramente sì. Noi consigliamo dai 40 anni in poi, in su. Per l'uomo e per la donna? Sì, in ogni caso per l'uomo e per la donna, però ciò non toglie che chi volesse farlo prima può farlo prima, nessun problema. Noi consigliamo dai 40 anni in su, e poi se il check-up completo è nella norma, allora si consiglia il prossimo dopo 4-5 anni, fino ai 50. Dai 50 in su, se il check-up è normale, consigliamo ogni 2 anni, quindi di ravvicinare un po' di più, diciamo così. Aumentando l'età aumenta il rischio, e quindi avviciniamo i tempi del check-up. Dopo i 60 noi consigliamo ogni anno, poi questo è quello che noi consigliamo, poi faranno quel che vorranno in ogni caso. Quindi da questo punto di vista questi sono, diciamo, le nostre, chiamiamole linee guida, ecco, i nostri orientamenti. Devo dire che comunque siamo ascoltati fino adesso, sì. Infatti noi abbiamo anche, questa è una cosa che a noi fa piacere, pazienti che ritornano sicuramente dopo 10 anni e vengono con una, diciamo, frequenza o annuale o biennale, ecco, e questo ci fa piacere, questo, e non solo, ma anche portano i loro familiari, ecco. Certo. Quindi, e questo è fondamentale, sì, no? è fondamentale. Soprattutto spesso diciamo che le donne un po' trascinano i mariti nell'effettuare qualche esame di prevenzione, sì, anche questo è importante. Lei diceva dai 40 anni, anche prima. Sì, se si vuole. Cioè, e ci sono molti giovani, no, che accedono a questi percorsi. Sì, abbiamo fatto anche quest'anno diversissimi giovani sotto i 30 anni, ecco. Poi qualcuno con problematiche mirate, specifiche, per cui abbiamo aggiunto, ecco, in alcuni pazienti le prove allergologiche, in altre la visita pneumologica. È chiaro che, come dicevo prima, torno a dire, il nostro è un check-up di tipo sartoriale, quindi in maniera mirata vanno fatti quegli esami che poi
e stabiliamo con il paziente. Ecco. Certo, è quindi importantissimo accedere. Sì. Oltre ai check-up, oltre alla fondamentale attività di riabilitazione, oltre all'offerta ambulatoriale in libera professione, dottoressa Lante, Horas è anche medicina dello sport. Ci fa un po' un racconto di quello che si può fare, di quello che avviene? Certamente, abbiamo un'ampia offerta anche per quanto riguarda la medicina dello sport, sia in convenzione sia in libera professione. Comunque queste prestazioni sono eseguite da 2 professioniste veramente di alto livello, che collaborano anche con società sportive importanti a livello nazionale e propongono e offrono visite sia agonistiche che non agonistiche. Per quanto riguarda la medicina dello sport, diciamo che abbiamo la supervisione del dottor Sarto, per cui insomma una garanzia per l'utente e anche per le nostre dottoresse di continuo possibilità di aggiornamento e confronto. E per quanto riguarda l'attività in convenzione offriamo visite anche agli under 35, mentre per quanto riguarda le non agonistiche e agonistiche offriamo ovviamente a chiunque ce lo chieda, sia per attività di palestra piuttosto che di qualche corso particolari, yoga, pilates eccetera, dove al giorno d'oggi ormai per fortuna è prevista e anche certo. Questo fa parte di prevenzione, della prevenzione, sia visite agonistiche. Chiaro che in una giornata la persona si porta a casa l'esito sia per l'agonistico che ovviamente il non agonistico. Per cui anche qui riusciamo a fare una sorta di prevenzione anche qui. Ecco, in questo modo, ecco, è una prevenzione fondamentale. Sì. Dottor Messina, non abbiamo ricordato insomma, che per quel che riguarda i check-up sono certamente un servizio al quale possono accedere tutti i cittadini in maniera autonoma, però è un servizio che voi rivolgete anche alle aziende, nel senso che se ci fosse un'azienda che vuole insomma, regalare la prevenzione ai propri dipendenti può farlo e può affidarsi a voi. Sì, infatti lo stiamo facendo da quest'anno con ottimi risultati sia come numero sia come riscontro da parte di questi dirigenti impiegati che vengono da noi a fare il check-up. Certo, sì. E mi piace ricordare che non è un assemblaggio come potrebbe sembrare di esami e prestazioni, ma quella che deve cambiare è proprio un po' la cultura, no? Della salute, del vivere una vita sana, del controllarsi, di insomma, fare prevenzione. Sì, è vero, anche perché non è assemblaggio, come ha detto ben lei, è coordinamento, quindi c'è un coordinatore attorno al quale ruotano gli specialisti e poi si decide tutti insieme. Ecco. Nel caso specifico, se c'è un problema di qualsiasi tipo, o radiologico, o cardiologico, oppure internistico o di qualsiasi altro tipo, ci si riunisce e si discute per fare quello che è l'interesse del paziente, quindi quello che è meglio fare nell'interesse del paziente. Ecco. Una vera e propria, dottoressa Lante, cultura, no? Della salute, cultura della prevenzione che fortunatamente stiamo acquisendo sempre di far più, acquisire, no? Sì. Certo. Gli strumenti ci sono per poterci prendere cura del nostro corpo. Ci sono. Noi cerchiamo per esempio anche di offrire delle prestazioni. Per il mese di maggio abbiamo previsto le aperture della radiologia anche di domenica. Questo ha avuto un riscontro molto positivo, perché le persone, invece di doversi assentare dal lavoro piuttosto che venir meno a certi impegni familiari, hanno trovato la domenica un momento per prendersi cura del proprio benessere, anche in questo senso. C'è chi deve accompagnare l'anziano a tempo, la persona che non può o non vuole rinunciare a permessi lavorativi, anche sulla domenica ha puntato molto. Potrebbe essere un'iniziativa che ripeterete questa in futuro? Potrebbe essere come ne pensiamo molte di innovative, di nuove. Diciamo che c'è un fermento di produzione sempre costruito sui bisogni che intercettiamo della popolazione, è chiaro. E alla prevenzione noi cerchiamo di arrivare anche facendo dei piccoli eventi sempre dedicati al cittadino, alla popolazione, in questo momento dedicati alla popolazione del Mottense in collaborazione con la casa di riposo Tomitano, che abbiamo molto vicino,
e tra l'altro peraltro fruibili anche via etere. Quindi insomma stiamo cercando anche di avvicinarci a più persone possibile, il primo dei quali sarà proprio domani sera e riguarderà la prevenzione in ambito cardiovascolare. I relatori saranno specialisti che appartengono al nostro gruppo, ci sarà anche il referente dei medici di base appunto del Mottense, per cui sarà, diciamo così, uno scambio di proposte, di idee per il cittadino per cercare di avvicinarsi al proprio benessere in una maniera veloce e fattiva. Ecco. Dove si svolgerà questo incontro? Presso la casa di riposo Tomitano, Quindi, a Motta. ecco, Sì. un momento di incontro importante per promuovere con la patrocinio salute. della ULSS, patrocinio del comune, per cui ecco, è proprio, ripeto, cittadino al centro. Dottor Messina, insomma, il tema della prevenzione, insomma, lo stiamo ripetendo da tutta la puntata, però effettivamente ci aiuta a veicolare un messaggio importante, no? Sì, sicuramente. La prevenzione, ripeto, è il centro di tutta la medicina, anche perché adesso non solo per la cura anticipata di una eventuale diagnosi, diciamo, ma anche economicamente la prevenzione è fondamentale, perché così possiamo anche come dire, evitare inutili spese dopo, una volta che praticamente abbiamo già purtroppo la malattia diciamo, diagnosticata. Ecco. Per cui torno a dire, prevenire è meglio che curare, come dicevano gli antichi. Ecco. Abbiamo gli ultimi 3 minuti a disposizione, le farei ripetere la possibilità di effettuare i check-up, un breve excursus di nuovo, dottor Messina, sui check-up, compreso il check-up completo, che è sempre quello che insomma, consigliamo. Allora io dico in sintesi, il check-up completo è quello che noi consigliamo per la prima volta, e dico si fonda su esami del sangue completi, poi visita cardiologica con test da sforzo ed ecocardiogramma, ecografia del collo per parti molle, quindi tiroide, ecografia dell'addome completo, radiografia del torace, poi parte vascolare, ecocolor Doppler dei vasi del collo, quindi carotidi e vertebrali, e ecocolor Doppler degli arti inferiori, delle arterie. Per finire poi con la relazione conclusiva, che è quella internistica, e se si vuole, poi premesso che c'è stato già un accordo prima, si possono fare delle visite specialistiche a secondo quelle di cui ha bisogno il paziente. Ecco, cominciamo dalla visita urologica per l'uomo, dopo i 50 alla visita ginecologica, alla visita oculistica, alla visita otorino, alla visita per l'osteoporosi, alla visita endocrinologica. Questo è il check-up completo. Il check-up cardiologico è un check-up ridotto che si può fare in maniera mirata solo per chi ha problematiche cardiologiche e basta, e così lo stesso vale per quello pneumologico. Ma torno a ribadire il concetto, il primo check-up secondo me va fatto completo, come ho appena detto. E poi ci sono anche, come aveva già detto la dottoressa, dei mini check-up, ma quelli sono, diciamo, parcellari, che comunque, diciamo, sono anche quelli molto importanti. Ecco. Insomma, una volta all'anno un check-up completo ci sta, insomma. Ribadiamo anche, dottoressa Lante, tutte quelle che è l'offerta di prestazioni, di esami e visite in libera professione, sono moltissime, le specialità sono tante, e quindi davvero si può trovare risposta ad ogni necessità. Direi veramente ad ogni necessità, sì. Certo, sono moltissime. Sono una ventina circa. Quindi il messaggio che veicoliamo è sempre questo, no? Di pensare alla propria salute, alla propria prevenzione, per poter essere un po' più tranquilli, visto che un po' più sereni anche dal punto di vista della salute. Siamo in chiusura, io ringrazio la dottoressa Isabella Lante, responsabile dell'area ambulatoriale e servizi sanitari per esterni
di Oras. Grazie dottoressa per Grazie essere a lei. stata con noi, e al dottor Quirino Messina, medico internista, coordinatore dei check-up di Oras. Grazie insomma Grazie a per lei, essere dottoressa. stati chiari come sempre, averci raccontato nel dettaglio che cosa fa Oras, questo davvero ospedale di eccellenza che tutti ci riconoscono. Grazie a voi di averci seguito da casa, da Alessandro Granziera e Tommaso Migotti in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.